Una lite l'ennesima dopo anni di dissapori familiari, una lite finita però in tragedia. Giovanni Padovan, la mattina del 19 maggio 2019, prese il fucile e sparò contro il genero Paolo Tamai un colpo al volto, uccidendolo sul colpo. Ad accorrere per prima la moglie della vittima, figlia di Padovan. Oggi l'uomo, 92 anni, è stato condannato in primo grado a 15 anni e 4 mesi con una provvisionale a favore dei parenti della vittima di 335 mila euro. Il difensore di Padovan, l'avvocato Fabio Crea, ha già annunciato di presentare ricorso in appello. È stata accolta la richiesta delle attenuanti generiche, ha spiegato il legale, il che ha permesso di ridurre la pena rispetto alle richieste del PM di 20 anni di reclusione. Il 92enne si trova dal momento dell'arresto ai domiciliari in una struttura di ricovero per anziani. Nei mesi scorsi è stato sottoposto a perizia psichiatrica dal quale è emerso che pur all'interno di un funzionamento psichico e cognitivo che potrebbe essere compreso in un disturbo della personalità con idee prevalenti, oltre a deficit cognitivi, al momento del fatto il 92enne aveva una capacità di intendere e volere scemata ma solo in modo lieve. Quella tragica mattina Padovan entrò in casa, prese uno dei 3 fucili detenuti illegalmente e dopo aver preso la mira sparò senza esitazione contro il genero, un dramma che scosse l'intera comunità di Silea.